Buondì cari amici della Maratona Veneta, buona domenica, la parola è ancora la parola diaspora. È una parola che viene dal greco, che neanche consideriamo legata agli ebrei, ma per verità, ovviamente la ha un suo significare denotativo, che è il descrittivo puro, diciamo, e dopo che ha un suo significare connotativo. La connotazione che viene data è negativa, la diaspora del popolo ebraico si dice, no? Perfetto. 70 d.C., episodi storici, perfetto. Cosa che entra questa parola diaspora con una maratona veneta? A che i veneti che subito una diaspora? Cosa vuol dire diaspora? Intanto è sparpagnamento di un popolo, in tal senso antropoeosico, diaspora in senso antropoeosico, cos'è questo? Sparpagnamento di un popolo in giro per il mondo. E i Veneti, in gli ultimi, grosso modo, 160, 150, 160 anni, se comunque si capita, dove si catta Veneti dappertutto, dove che 150 anni prima, mi chiederà mia, perché si era tutti quanti concentrai solo in Terra Venetia. Cosa vuol dire la parola diaspora? Che comunque sta una roba negativa dal punto di vista della sofferenza delle persone, sia di quelli che sono nati via, che di quelli che sono restati, sia della prima immigrazione, della prima diaspora, poi muccia marghe, quella del fine 800, primi 900, sia della seconda, più grossa, quella del secondo dopoguerra, che della terza, che è quella adesso, quella dei tusi degli anni 90, sostanzialmente, 80-90. E cosa vuole dire questa parola qua? Perché, sai, insomma, andare in cerca della raisa non è tutto della parola, ma è un necessario e buon punto di partenza. Dia, in greco, vuol dire traverso, par traverso, in meso, anche a separare, no? Questa parola qua, spora, neanche la conosciamo per i funghi, ma in realtà anche perché, adesso non vedo prove certe su termine qua, ma insomma il termine vuol dire semenza in greco, a spora è semenza del fungo e invece di sp, se invece di sp che metto sb, viene fuori un'altra roba che è la semenza dell'uomo. Boh. Dunque vi capivo che il termine è di origine greca, perfetto. Cosa vuol dire ora? Adesso che non capivo anche questo termine, diciamo, di uso più normale, cosa che vuol dire sto qua? Sta qua è semmenza. Dia vuol dire traverso, fora, separare. La diaspora è sparpagnamento della semenza. E ora, una civiltà che dura tanto tempo, che è stata fatta anche da sparpagnamenti della sua semenza, perché, come che dice tanti autori antichi, veneti, non era mia della zona del Veneto, ma che sono andati, sono arrivati diciamo qua da fora somiglia, ma non che prove perché si va talmente in drio che niente di che il tempo haga prove sufficienti per i criteri scientifici moderni, ma non vuol dire che non che sia niente, che sia tutto quello che potrebbe essere del normale secondo che i tempi là a livello di prove. E ora i Veneti siamo visto tanto del tempo, ma l'ultima forse è stata quella che ha portato Veneto fuori dall'Europa, che sta il suo diciamo, insediamento principale, ma ancora da quando abbiamo conoscenza di Veneti, e però la diaspora negativa come connotazione, dunque diaspora nel senso di sofferenza delle persone, nel senso di lacerazione, anche di rottura, di sbregamento di un sistema sociale, culturale, economico, le però anche una forma di, diciamo, espianto della semenza e reimpianto dei radici del stesso tipo di pianta da altre parti del mondo. Su Qatar il Veneto parla in Brasile, in Messico o per comunità più recenti in Australia, in Canada, così, ed è dovuto anche a questa diaspora che sta diciamo, uno dei momenti dove che la civiltà veneta l'ha sofferto di più probabilmente in degli ultimi secoli, però chi lo sa cosa che ne aspetta da adesso in avanti. In fondo i veneti senza tante storie sono andati avanti per 3000 anni, probabilmente questo qua è un passaggio, sto sparpagnamento della semenza, e se sta la fine di un ciclo, come che fa un albero, e termina il suo ciclo e fa frutti straordinari, frutti buoni, la gente viene a mangiarsi da fuori, i foresti, qualche animale del solito, e mangiarsi e a conseguenza se che le semenze vengono sparpagnate
in tutto paratorno. Bon. Ecco, e ora quando che parliamo dell'emigrazione veneta, ricordiamo che ha caratteristiche della diaspora, sia per connotazione di grandezza del fenomeno, enorme, sembra addirittura più di metà della popolazione veneta, insomma metà della popolazione veneta è immigrata, ma soprattutto anche perché sta roba qua ha consentito di portare il fenomeno veneto fuori, paradossalmente, da che sta la sua cuna principale. L'importante è che quelli che si fuori, speriamo grazie anche a questi piccoli video, si ricorda che insomma la pianta mare la se qua è obbligo nostro che siamo qua intorno alla pianta mare, la terra veneta, ad esempio, l'obbligo nostro è di averli sempre come fradei perché lo è. Abbiamo fatto anche un arriviamo al numero 60, 60esimo video della Maratona Veneta, che ne manca altri 40. Se vediamo domani con la settimana numero 10 della nostra Maratona Veneta. Ciao ciao ciao!